ad accennare insomma quella che è la storia del tenimento di Bagnoli, che inizia nel 954 quando il conte Almerico, di origine franca, e la moglie Franca, scusate il gioco di parole, dona il suo vasto possedimento al vescovado di Padova. È da quell'età che iniziano ad instaurarsi qui a Bagnoli i monaci benedettini, che avevano il loro monastero di origine a Brondolo presso Chioggia e utilizzavano come succursale Bagnoli di Sopra. I monaci benedettini rimangono a Bagnoli fino al 1450, quando vengono sostituiti dai canonici di Santo Spirito. Anche loro avevano un monastero a Venezia e utilizzavano Bagnoli come succursale. Per quanto riguarda il nome Bagnoli, si creda derivi da balneoli, cioè piccoli stagni, quindi un territorio che continuamente si impaludava, Bagnoli come le zone limitrofe, quindi Agna, San Siro. Il lavoro da fare era immane, quindi i monaci benedettini e i successivi canonici di Santo Spirito si tirarono su le maniche e iniziarono quel lungo lavoro arduo di bonifica e appoderamento dei territori e costruzione anche delle prime strade. Con i monaci benedettini, con gli enti religiosi, si va sviluppando sempre più la produzione di quello che è il prodotto un po' DOC di Bagnoli di Sopra, cioè il vin friularo, un vino e un'uva che già veniva decantato per le sue qualità organolettiche e aromatiche già da Plinio, quindi parliamo di epoca romana, secondo secolo d.C. Mi chiederete perché in un territorio dove si erano instaurati degli enti religiosi, quali i monaci benedettini, sia stata costruita una villa. Si pensi alle vicende storiche quando praticamente nel 1600-1500 ci sono pressioni di enti religiosi come la nascita di nuovi ordini mendicanti. Il Papa così decide di vendere tutto il territorio che era appartenuto ai precedenti monaci. In lizza per l'acquisto c'erano i conti Widman, originari della Carinzia, e la famiglia Nave originaria di San Siro. San Siro qui è una frazione di Bagnoli di Sopra. Il capostipite della famiglia Widman, morto nel 1568, perché si instaura qui? Perché era entrato nel 1564 di diritto nel patriziato veneto, per aver aiutato la Repubblica Serenissima di Venezia nella costruzione di imbarcazioni. È un periodo in cui l'Adriatico è pullula di pirati, pullula di turchi e ottomani. Una guerra veneto-turca, insomma, che aveva pressato la Repubblica di Venezia e il conte Widma lo aiuta all'arsenale di Venezia economicamente. Uno dei capostipiti, un successore del capostipite Widma è Ludovico Widman, grande estimatore di teatro, di arte, di pittura e scultura. Tanto è vero che chiama presso la sua corte per ben 2 volte Carlo Goldoni, nel 1755 e nel 1757. Tanto è vero anche che potete vedere alle vostre spalle, se vi avvicinate un po' qui, potete vedere il teatro. Quindi Carlo Goldoni viene qui a Bagnoli sia come scrittore, è vero che scrive un poemetto e lo dedica a Ludovico Widma, il famoso La bottega del caffè. E Ludovico Widman chiama, oltre a Carlo Goldoni presso la sua villa, chiama anche uno scultore padovano, Antonio Bonazza, e gli commissiona le 41 statue che vedete, i 12 putti con in mano i segni zodiacali, più personaggi mitologici, dei dell'Olimpo, più le 16 statue dei tipi della commedia dell'arte.
Ma la cosa importante di Ludovico Widman è far erigere questa stupenda villa in stile barocco veneziano. Questo corpo longitudinale infatti corrisponde al periodo barocco, periodo 1600. Le cantine invece rimangono di periodo medievale, rimangono strutture originarie. Un'altra cosa da dire comunque è che il giardino non è nell'allestimento originario. Precedentemente era suddiviso in sezioni e le 41 statue che vedete disperse insomma qui nel giardino erano accoppiate, messe affrontate per creare quella sorta di comunicazione che richiamava un po' la commedia dell'arte, quel teatro del reale, quel teatro aderente più al reale. Questi sono i tipi della commedia dell'arte, 16 statue sempre dello stesso scultore Antonio Bonazza, scolpite nel 1742 in pietra di Custoza, una pietra vicentina abbastanza porosa e facile da lavorare. Personaggi, come potete vedere, due soldati messi all'entrata per intimare un po' il visitatore, poi abbiamo la mora incinta e il moro. Dietro alle vostre spalle potete vedere il turco, la turca, la vecchia e i due fidanzati e di qui il cacciatore, la megera che deride un nobile adirato, insomma tutti personaggi che emergono sia per il loro atteggiamento ma soprattutto per la psicologia che ha saputo dare lo scultore. Infatti Antonio Bonazza era innovatore da questo punto di vista, di saper trarre la psicologia dei personaggi che scolpiva, riusciva a far traspirare insomma una psicologia di quello che rappresentava. Qua ci troviamo davanti al cancello che ci separa dal Brolo. Che cos'è il Brolo? Il Brolo è l'antico Hortus Conclusus, quindi zona di meditazione degli antichi monaci benedettini. Qui si estende in 600 ettari fra seminativo, boschi, stagni e in fondo anche risaie. Ma quello che è importante da dire del Brolo è che in questa zona venne prodotto quello che è il fiore all'occhiello di Bagnoli di Sopra, e cioè la produzione del vin friularo. Infatti il nome potrebbe trarre in inganno. Molti credono friularo, friulano, quindi non di origine autoctona ma dal Friuli. Attraverso di studi, ci sono ulteriori ipotesi, ci sono fatti degli studi che fanno derivare la parola friularo con la desinenza aro, quindi riferimento a dei lavori come stagnaro, boaro, eccetera, eccetera. Invece la radice friu da frius, freddo, quindi un lavoro che si fa col freddo. Quindi va a identificare un vino, una uva che matura con il freddo, che viene raccolta con il freddo. Tanto è vero che il vin friularo, l'uva che va a produrre il vin friularo, si raccoglie la prima settimana di ottobre o addirittura nell'estate di San Martino, metà di novembre. Quindi si tratta di un'uva tardiva. Ecco, qui vedete insomma un viale fiancheggiato da pioppi cipressini che ci introducono verso quella che è la zona degli stagni, dove viene a nidificare tra l'altro l'airone cinerino e altri animali tipo il germano reale, eccetera, tipici della zona. Quindi abbiamo viti di uva che va a produrre il vin friularo e qui di uva che va a produrre prosecco. Qua vi porto a visitare un po' una chicca, una piccola collezione di galline.
I conti Wiedemann, pressati dai debiti, sono costretti a vendere il loro tenimento ai conti d'Arenberg, che erano di origine franco-belga. I conti d'Arenberg comunque avevano la loro sede a Parigi e utilizzavano solo la villa di Bagnoli come zona di villeggiatura, quindi erano inadempienti dal punto di vista della manutenzione del territorio, che via via andava a smaterializzarsi. I conti d'Arenberg, anche loro oppressi dalla situazione gravosa economica, vendono il loro e anche terrorizzati, insomma, dalla perdita dei loro possedimenti, della loro autorità, vendono il tenimento di Bagnoli ai conti Borletti, che sono tuttora i proprietari, insomma, della villa e del dominio di Bagnoli. Allora questi sono perché dico ce n'è uno, ma ce n'è anche un altro là, sono gli antichi granai. Questa zona non adempie più alla sua funzione originaria, cioè zone in cui veniva fatto essiccare il mais, il gran turco, e veniva fatta appassire l'uva. Questa è una zona adibita tutt'oggi per congressi o celebrazioni di banchetti nuziali. Un'altra particolarità sono il soffitto a capriate lignee. Alcune sono originarie, alcune hanno dovuto fare un lavoro di ristrutturazione appunto per pericolo, insomma, che si frantumasse le traversine lignee. Stesso discorso lo facciamo anche per questo locale, anch'esso non adibito più alla sua funzione originale, ma viene utilizzato, insomma, per visite guidate come questa, insomma, per far vedere quello che era il cuore pulsante di una Bagnoli agricola, di una Bagnoli, insomma, che ha dedicato anima e cuore, insomma, alla produzione e alla coltivazione di cereali quanto di uve, eccetera eccetera. Quello che posso dire in più di questa sala è la raffigurazione pittorica della Vergine col Bambino, risalente al 1664 di pittore ignoto. Potete ben capire perché una Vergine col Bambino, una Madonna col Bambino, venga rappresentata in un locale come questo, per un buon auspicio, per salvaguardare un buon raccolto, per augurare, insomma, che il raccolto vada a buon fine. Queste, come vi dicevo prima, sono le parti originali di tutto il complesso di periodo medievale, e quelle che fiancheggiano il corridoio centrale, insomma, sono botti anch'esse originali, ristrutturate e posizionate qui per pubblico decoro. Ecco, questa è la parte attiva invece della produzione, insomma, del tipico vin friularo e degli altri vini. È la parte attiva perché all'interno delle botti, insomma, viene fatto vinificare, insomma, e fermentare il vino, insomma. E dal punto di vista architettonico vedete benissimo che vanno a richiamare quello stile dei monaci, uno stile prettamente chiesastico conventuale, con le volte a crociera, a botte e a crociera, che insomma tanto i monaci amavano, uno stile architettonico che tanto i monaci amavano. Grazie a voi.